Pomeriggio da Far West a Mogliano, regolamento di conti davanti a un negozio, spuntano pistole e coltelli, esplosi 3 colpi, in frantumi i vetri di un'auto, 2 a quanto pare i feriti a questo momento. Previso lo scontro in maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia, il sindaco Conte non ha mezze misure, se Sernagiotto e Vettoretti appoggiano Crea si dimettano, De Carlo, coordinatore dei meloniani, convoca un vertice. Resta in carcere il 24enne nigeriano accusato del tentativo di omicidio di Castelfranco, l'arma del delitto un coltello da ninja trovato nella grondaia di casa dell'aggressore. A Susegana un furto all'interno di un'abitazione sventato da un'intera famiglia che ha circondato, affrontato e messo in fuga una banda di ladri. Esce dalla comunità e getta il padre dal terrazzino in coma, un 84enne, l'aggressione è avvenuta a Mogliano. Ancora nessuna traccia dell'anziano di 94 anni che questa mattina ha preso la barca ed è caduto nel Melma a Silea. Le ricerche proseguite per tutta la giornata non hanno finora dato esito. Elezioni regionali, nuovo confronto tra i candidati sui temi del commercio e del turismo. Emanildo gioca d'anticipo, presenta il suo assessore alla sanità, fascismo e leggi razziali con Zaia che bacchetta Vannacci. I lavoratori annunciano un presidio davanti a fabbrica Catena, il Benetton Group convoca per domani mattina i sindacati e il sit-in viene ritirato. Intitolazione questa mattina del reparto di otorino-laringoiatria nell'ospedale di Vittorio Veneto allo storico primario Italo Stefani, nell'occasione annunciate importanti novità per la struttura di Costa. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E allora, prima di andare ai servizi, subito il nostro sondaggio di quest'oggi. Vi stiamo chiedendo cosa ne pensate dell'educazione sessuale ed affettiva alle scuole medie con l'ok dei genitori. È giusto o è sbagliato secondo voi? 0422 1626 691 per rispondere che è giusto, 0422 1626 690 per dire invece che è sbagliato. Poi, come sempre, sapete che l'esito lo vedremo questa sera al Ring dalle 21 con il nostro Ferdinando Avarino. Subito in diretta adesso con Elena Dal Forno, Nicoletta Rizzetto da Mogliano Veneto, dove nel pomeriggio è esploso un vero e proprio Far West. Elena, a te, buonasera. Sì, buonasera a te Lina, naturalmente buonasera a tutti i telespettatori di Antenna 3. Hai detto bene, Far West, che cosa sappiamo rispetto all'aggiornamento precedente? Innanzitutto che c'erano 6 persone in questo parcheggio alle mie spalle che si sono dati appuntamento per evidentemente regolare alcuni conti. Di queste 6 persone chiaramente erano 3 e 3, quindi 2 bande rivali. Ad un certo punto sono usciti i coltelli, è uscita anche una pistola e sono stati sparati 2 o 3 colpi. La pistola è stata ritrovata proprio qualche minuto fa nel boschetto qui alle mie spalle, dove era stata gettata da chi l'aveva utilizzata. Di queste persone che si sono scontrate sappiamo anche che 3 sono rimaste ferite, non in maniera grave, però sicuramente hanno ferite d'arma da taglio piuttosto profonde. 3 persone dunque sono rimaste a terra ferite e sono state trasportate con le ambulanze presso il Cafoncello. Nel frattempo gli altri 3 sono scappati, quindi i carabinieri sono sulle tracce di queste persone che sono scappate dalla scena dal luogo del possibile omicidio, chiaramente, mentre tutte le telecamere di sorveglianza del negozio, che si chiama ogni casa, qui proprio di fronte al parcheggio, hanno registrato tutto quello che è accaduto. Dunque le telecamere avrebbero ripreso tutta la scena e sono già state consegnate ai carabinieri. Sappiamo appunto che questi 3 feriti erano residenti nel Veneziano, quindi si sono dati appuntamento per un regolamento di conti. Nel frattempo abbiamo intervistato il signor Leonardo Muraro, che è il vice sindaco di Mogliano e che ci racconta come le persone e come la comunità sta vivendo questa situazione. Chiaramente poteva essere una strage, abbiamo intervistato anche delle persone che hanno la macchina ancora qui dietro di me, che non riescono ancora a recuperare e che ci hanno confessato di avere veramente paura, perché una cosa del genere in pieno giorno a Mogliano centro non si era mai vista. Ascoltiamo Leonardo Muraro e poi la linea a te, Lina. Grazie.
Siamo in pieno centro, siamo di fronte anche a una scuola al liceo Berto, per cui nel pieno centro di Mogliano Veneto questi fatti sono veramente incresciosi, anzi preoccupanti, perché per quanto noi facciamo come investimento per la sicurezza, purtroppo succedono questi fatti. È una cosa incresciosa del quale siamo molto preoccupati e ci attendiamo che ci siano delle risposte, perché credo che a questo punto, dopo tutto quello che sta succedendo a livello nazionale, e noi a Mogliano non volevamo aspettarci una cosa del genere, credo che si devono intervenire con leggi più severe per calmierare questa situazione di disagio e di violenza nelle nostre città. Credo, per quanto ci attiene come Comune, abbiamo fatto il possibile, anzi io ho chiesto ancora più soldi per la sicurezza nel nostro Comune. Nell'ultimo anno abbiamo investito più di 600.000 euro fra ampliamento della caserma dei Carabinieri, messa in sicurezza, videosorveglianza e quant'altro. Il fatto è che dobbiamo avere però anche delle leggi che permettono alla nostra polizia locale e Carabinieri di intervenire con fermezza di fronte a questi fatti. Grazie Elena Dal Forno, Nicoletta Rizzetto. Noi adesso apriamo una parentesi sulla maggioranza in subbuglio a Cassugana, una vera e propria crisi. Il sindaco Mario Conte ha chiesto di fatto le dimissioni delle due assessore in quota Fratelli d'Italia, Gloria Sernagiotto e Rosanna Vettoretti, se non prenderanno le distanze dalle dichiarazioni di un altro esponente del loro partito, Fabio Crea. Sentiamo Conte. La linea di Fratelli d'Italia, quella indicata evidentemente dal segretario cittadino Crea, è quella di attaccare costantemente l'amministrazione. Credo che le due assessore debbano quantomeno dimettersi, se condividono quanto ha detto Fabio Crea. Poi se non lo condividono verranno a dirmelo e resteranno a far parte della squadra. Certo è che lo spartiacqua è chiaro, o stai con Fabio Crea o stai con Conte. Non ha remore il sindaco a sottolineare che la frattura tra alleati è ormai di natura scomposta. Da un lato l'avvocato Fabio Crea, le cui esternazioni il gruppo di Fratelli d'Italia ha difeso, dall'altro una maggioranza che, dice lo stesso Conte, ribadendo quanto detto dai suoi capigruppo Schiavone e Basso, può andare avanti anche senza di loro. Abbiamo i numeri per andare avanti, quindi non c'è nessuna verifica di maggioranza, la maggioranza c'è e va avanti. Fratelli d'Italia deve chiarire da che parte vuol stare, perché non possiamo andare avanti con un attacco a settimana da parte di esponenti che tra l'altro non siedono nemmeno nel Consiglio Comunale, però insomma io sono sereno, francamente preferisco occuparmi dei bisogni della città. Ma sul piatto anche la questione sicurezza, tra zona rossa che potrebbe essere riaperta nel quadrante di Via Roma e operato delle forze dell'ordine. Ho sentito sempre gli esponenti di Fratelli d'Italia dire che i controlli da parte delle forze dell'ordine non sono efficienti, quindi screditando anche la professionalità della questura, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Ecco, cosa che io non condivido, anzi li ringrazio per il grande lavoro che quotidianamente svolgono a supporto della nostra comunità. Con il capogruppo meloniano di Treviso, Guido Bertolazzi, ancora non c'è stato un confronto. Il coordinatore regionale, Luca De Carlo, ha convocato un vertice per chiarire la linea, ma Conte chiude la partita con l'ultima stoccata. Mi pare di aver capito insomma, che gli interessi di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia non siano certo il bene della città, ma siano la distruzione dell'amministrazione. Quindi voglio dire, l'avevamo capito da tempo, non ne faccio di certo una malattia, dispiace perché con molti altri di Fratelli d'Italia invece stiamo facendo un gran bel lavoro. Devo dire che quasi tutti i consiglieri comunali sono molto attenti, responsabili e sensibili. C'è qualche disturbatore esterno che evidentemente ha altri interessi e non so dirvi quali sono. Le ali a Mario Conte, ma non siamo tenuti alle prove d'amore, così il coordinatore regionale Luca De Carlo, dopo il vertice convocato nel pomeriggio, lo avete sentito, dopo il fine settimana di fuoco vissuto all'interno della maggioranza, De Carlo chiarisce anche il ruolo di Fabio Crea. Lo accettate questo ultimatum? Credo che Mario si sia espresso male, non credo che in politica si viva di ultimatum. Quello che posso dire con assoluta certezza è che tutti i consiglieri comunali, il circo, il commissario e anche gli assessori stanno con Giorgia Meloni e con il partito, e quindi non c'è nessun motivo di fare prove d'amore, che altro non sono quello che facciamo quotidianamente in Consiglio Comunale quando siamo chiamati a votare le questioni della maggioranza e sulle quali non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto. Quindi Mario può stare tranquillo che sia il circolo, ma sia soprattutto i suoi consiglieri comunali, i nostri,
consiglieri comunali e gli assessori stanno con il partito e hanno disciplina e lealtà nei confronti del sindaco di Treviso. Io voglio capire da lei, De Carlo, a questo punto lei dice noi stiamo con Mario Conte, siamo leali a Mario Conte, quindi scaricate Fabio Crea. Non scarichiamo nessuno. Crea, che è un privato cittadino, che ha sollevato delle questioni, le ha sollevate secondo me in modi un po' magari così diciamo eccessivi, quindi che non sono modi utilizzati per esempio dai nostri consiglieri comunali, ma nemmeno dal circolo, ma nemmeno dal segretario regionale. Pone un tema e pone un problema. Gli altri sono consiglieri comunali che invece sono lealissimi nei confronti del sindaco e quindi credo che non ci siano problemi. Se servirà, io stesso fine settimana parlerò con Mario Conte per spiegare perché Fratelli d'Italia è leale e cosa si aspetta Fratelli d'Italia dal sindaco. Torniamo alla cronaca adesso, alla pagina dei furti. A Susegana un colpo all'interno di un'abitazione è stato sventato, pensate, da un'intera famiglia. Lasciate le robe la prossima volta e non usateci più. Questo è il messaggio del giovane Mattias e della famiglia Zanardo alla banda di ladri che hanno scoperto, circondato, affrontato e quindi messo in fuga ieri sera. Tutto inizia intorno alle 20:30 quando l'intera famiglia che abita al piano terra di questa palazzina di via Casoni Susegana sta cenando. Ad un tratto la mamma di Mattias sente dei rumori al piano di sopra e si insospettisce subito sapendo che la vicina è assente. Appena sentito qualcosa mi è andata su dalle scale. Appena visto il ladro ha tirato un pugno sulla porta per dirgli di andarsene via. Il ladro ha risposto vai via tu invece. Ladri sfrontati dunque, che sapevano di agire a colpo sicuro. Prima avevano forato un infisso scassinandolo poi con un piede di porco e una volta all'interno avevano iniziato a tagliare una cassaforte con un flessibile a batteria. Una volta scoperti e con le scale sbarrate dalla mamma di Mattias hanno tentato l'uscita dal terrazzo, ma qui c'era il giovane con la sorella. Mia mamma li ha bloccati dentro, io l'ho messo fermo lì, l'unico punto era questo o le finestre per di là. Quindi li avevate bloccati di fatto? Mia mamma sì, li ha bloccati sopra. Dopo l'unica occasione era questa. E poi è intervenuto tuo papà? Sì, perché sono rimasto bloccato fermo per un po', ma dopo sono corsi dal cancello mio papà e mio zio e sono riuscito a tenerli fermi, ma non hanno preso niente per fortuna. Ma sopra di te quindi erano cosa, in 3? Uno era a terra fermo e dopo gli altri 2 mi hanno salito. A quel punto l'intera famiglia ha affrontato fisicamente la banda su questo giardinetto. Pugni, calci e graffi che Mattias ha subito al volto fin quando uno dei malviventi ha iniziato a colpire il giovane, il papà e lo zio con un piede di porco sulle mani e sulle schiene. Ho subito dei graffi ma non ho capito con cosa, perché ero già con terra col tizio, quindi per me non mi sono proprio pensato. Rissa terminata con la banda in fuga che ha lasciato la rifurtiva, gli attrezzi di scasso, la radiolina comunicante con il palo che attendeva in macchina, tutto a terra. A 20 anni hai affrontato da solo i ladri? No, è successo per caso perché ho detto non era edizione di coraggio ma non volevo che prendessero le robe. Ma lo rifaresti? Sì, per proteggere quelli che conosco sì. E non l'hanno fatta franca i ladri che hanno tentato un maxi colpo nell'ex convento di Pieve del Grappa. Erano certi di farla franca, quell'ex convento, casa mater ecclesie, casa per esercizi spirituali, frequentatissima in passato di proprietà delle suore francescane elisabettine di Padova, abbandonato e chiuso da una ventina d'anni tra le colline di Fietta, di Paderno, di Pieve del Grappa, era il bersaglio ideale. Potevano accedervi senza problemi, vista la vegetazione selvaggia che oggi domina quello che era uno splendido parco e visto che attorno ci sono solo poche abitazioni. Così in 3, poco prima del calare del sole, si sono introdotti approfittando di un varco nella recinzione, lasciando un furgone parcheggiato all'esterno per recuperare in fretta la refurtiva. Si sono diretti ai bagni, hanno sradicato da muri e sanitari 400 kg di rubinetterie in ottone. Di certo si è trattato di un furto su commissione, come ha anche riferito la sindaca di Pieve, Annalisa Rampin, raggiunta telefonicamente. Ma i malviventi non hanno fatto i conti con un vicino che si è insospettito dei rumori che provenivano dalla struttura e ha immediatamente allertato
avvisato i carabinieri. Sul posto i militari di Asolo e Riese X, che hanno colto in piena flagranza di reato 3 soggetti di 23, 29 e 34 anni, residenti nel Monte Bellunese, tutti e 3 arcinoti alle forze di polizia. La merce è stata interamente recuperata e restituita alle legittime proprietarie. Scattato l'arresto, convalidato per direttissima, i 3 sono stati rimessi in libertà in attesa di processo. E ci sarebbe una ragazza contesa sullo sfondo dell'accoltellamento di ieri a Castelfranco Veneto. Uno è mio fratello e l'altro è un amico suo. Tu ieri sera eri in casa? Sì. Tu sei il fratello di chi? Del ragazzo che ha coltellato l'altro. Ci sono diversi punti fermi dopo 24 ore di indagini serratissime nell'accoltellamento che ha sconvolto via Tevere tra Poisolo e Treville in comune di Castelfranco. Uno su tutti, vittima e aggressore, entrambi noti per questioni legate alla droga, si conoscevano, anzi per alcuni erano migliori amici. Un rapporto messo però a dura prova da una ragazza contesa che ha portato a un chiarimento finito nel sangue. Sono circa le 17 quando il 24enne marocchino raggiunge il coetaneo nigeriano nella sua abitazione a ridosso del passaggio a livello. È qui che si sviluppa una lite che prosegue poi in strada e diventa zuffa. Il nigeriano a un certo punto estrae un coltello da ninja con doppia lama almeno 15 centimetri, prima colpisce il marocchino al torace, poi nell'interno coscia. La situazione appare grave, è lo stesso aggressore ad accompagnare nella propria abitazione la vittima sanguinante, che a sua volta trova la forza di chiamare i soccorsi. Elicottero del suo M118, automedica, carabinieri arrivano sul posto. In casa ci sono anche i familiari dell'aggressore, oltre al fratello anche il papà e forse altri amici. Io adesso cosa sia successo, io so solo che quello che sapete voi lo so anch'io, basta. Mentre il ferito viene portato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora fuori pericolo di vita, l'amico è condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri, su indicazione dello stesso aggressore, trovano il coltello nascosto in una grondaia della casa. Immediato il sequestro. L'udienza di convalida si terrà nelle prossime ore. Intanto, in via Tevere, resta una serata da dimenticare. Ho visto i carabinieri con un ragazzo che sta vicino al passaggio a livello. E basta, no. Stava andando in cerca di qualcosa, non so. Sicuramente un fatto assolutamente grave che esce completamente dai nostri standard, possiamo dirlo. E speriamo che quello che ci auguriamo tutti è che queste cose accadano sempre il meno possibile e che ci sia una certezza della pena per chi fa fatti di questo tipo. Schianto in Feltrina all'altezza di Pederobba a mezzogiorno, 2 feriti e traffico in tilt. Uno scontro violentissimo, frontale, che poteva avere conseguenze ben più tragiche, quello che ha mandato in tilt la strada regionale Feltrina tra Pederobba e Alano di Piave. È circa mezzogiorno quando 2 auto entrano in collisione, esplodono gli airbag, le carrozzerie si accartocciano su se stesse. Immediato l'allarme, dal Cafoncello parte l'elicottero del suo M118, un'ambulanza da Valdobbiadene, automedica da Montebelluna, arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri delle stazioni locali. Ad avere la peggio un 50enne trevigiano soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sono migliorate nel corso del pomeriggio. Ferito anche l'altro conducente. Paralizzata per quasi 2 ore la viabilità al confine tra le province di Treviso e Belluno. Sono qui da 1 ora e mezzo e ancora non si muove nulla, perché evidentemente è così talmente grave che non riusciamo ad andare avanti. Tutto qua. La Feltrina resta un nodo nero. Sicuro, sempre. Purtroppo è così. Questa credo che sia la strada più trafficata che abbiamo nel Veneto. Poco prima delle 14 la riapertura in entrambi i sensi di marcia dopo i rilievi di legge affidati ai carabinieri. Un copione che troppo spesso si ripete da queste parti, come ben sa Loris Gregolon, titolare dell'Osteria Il Pescatore, ultimo baluardo della marca prima di Fener. È un'opinione mia, ma anche di tanti clienti, che secondo me qualche autovelox posto in altre postazioni piuttosto di dove è ora non farebbe male, perché veramente assistiamo anche a sorpassi che spesso e volentieri
potrebbero portare a, come oggi, dopo non so la dinamica ovviamente, ma a situazioni tragiche. C'è poi una questione infrastrutturale relativa alla viabilità secondaria e alternativa. Lo stesso Gregolon va dritto al punto. Penso alla strada che porta a Biolino e Vidor, lì è sì una strada alternativa, ma presenta, penso, anche quella le sue criticità. Penso al ponte di Vidor stesso, che parlano da una vita che debbano rifarlo, comunque farne uno nuovo. Probabilmente sarebbe ora, anche perché quando si intasa il traffico in Feltrina è un disagio e non c'è maniera di scendere e soprattutto di andare verso Feltre e Belluno. Dramma oggi in via Morante, in zona industriale a Dosson di Casier, dove un uomo, un trentenne, è stato trovato senza vita all'interno della sua auto. Un ritrovamento drammatico che ha mobilitato uomini e mezzi, che inizialmente ha creato clamore e apprensione. Una volta sul posto si è subito capito infatti che alla base c'era un gesto estremo compiuto con un'arma da fuoco. Sullo sfondo, stando a una prima ricostruzione, motivi sentimentali. La cronaca giudiziaria adesso, l'omicidio di Mauro Pereni. La procura di Treviso ha sequestrato il cellulare di Barbara Mazzariolla, 56enne, arrestata il 16 marzo scorso per aver accoltellato e ucciso il 67enne nella sua abitazione a Preganziol. La posizione della donna dunque potrebbe aggravarsi. L'ipotesi investigativa è che la Mazzariolla potrebbe essere accusata di omicidio volontario non soltanto aggravato dai futili motivi, ma anche dalla convivenza o dal rapporto affettivo. Il prossimo 13 novembre il perito informatico verrà incaricato di estrarre i dati dal telefonino della donna. Esce da una comunità, getta, pensate, il padre dal terrazzino in coma, un anziano di 84 anni. Siamo di nuovo a Mogliano Veneto. Un'aggressione brutale avvenuta la settimana scorsa a Mogliano Veneto. Un 53enne ha picchiato l'anziano padre arrivando a gettarlo dal terrazzino. L'84enne si trova ora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Treviso. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il figlio, affetto da tempo da gravi problemi psichici. Tutto sarebbe iniziato per una lite forse legata a ragioni economiche. L'uomo avrebbe chiesto al padre dei soldi, ma al rifiuto dell'anziano il figlio l'avrebbe picchiato violentemente. Teatro dell'aggressione la villetta dove viveva l'84enne e dove da qualche tempo era tornato a vivere anche il 53enne. Prima l'uomo si trovava in una comunità. A volerlo a casa era stato proprio il padre, che non riusciva a darsi pace. Nonostante la netta opposizione del resto della famiglia, aveva deciso di andare a prenderlo e farlo uscire dalla comunità. Lo voleva accanto, seppur in una situazione non semplice da gestire. Ed i problemi, una volta arrivati a casa, sono emersi subito. L'aggressore, seguito da un amministratore di sostegno, si trova ora ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Treviso. Gli è stata imposta la misura cautelare dell'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento al padre. Agli inquirenti si è giustificato dicendo che il padre lo stressava. Ora la villetta è stata posta sotto sequestro. Ancora nessuna traccia invece del 94enne che stamattina è caduto nel melma a Silea. Adesso stanno scandagliando, vedendo cosa è successo. Speriamo, ma le speranze... Ancora disperso Angelo Toniolo, il 94enne che è caduto nel melma dopo essere uscito in barca. Col signore mi ha detto che ha sentito un grido di aiuto e sono corso subito immediatamente qui e ho visto che non c'era la barca e siccome il papà aveva la mania di andare a funghi, a 94 anni ha preso la barca ed è salito, si vede che è scivolato dentro in acqua e la barca l'ho ritrovata a 200 metri più avanti. L'allarme è scattato attorno alle 9:30 quando il figlio, avvertito da un vicino, si è precipitato a casa del padre e ha chiamato subito i vigili del fuoco. Poco dopo è stata trovata la barca, ma di lui nessuna traccia. Faceva fatica a camminare e aveva problemi alle mani. Dunque... Però ha preso la barca lo stesso? Sì. Si teme che l'anziano possa essere scivolato in acqua e che la corrente lo abbia trascinato a valle verso il Sile. Le ricerche proseguono senza sosta tra Silea e Carbonera, sia a terra che dall'alto, con l'elicottero dei vigili del fuoco che sorvola l'area.
E arriva in tribunale il caso Barbisan Mestriner. L'attuale assessore al bilancio del comune di Treviso aveva denunciato per diffamazione l'esponente pentastellato che nel 2020 sui social aveva criticato lo stesso Barbisan per il bonus Covid da 600 euro che aveva percepito. Quella pratica era stata avviata dal commercialista di Barbisan a sua insaputa, al punto che il giorno dopo aver ricevuto il bonifico aveva donato la somma alla Proloco di Canizzano. La tempesta politica era comunque scoppiata e dopo le frasi di Mestriner Barbisan aveva deciso di denunciarlo per diffamazione. L'esponente dei 5 Stelle aveva ricevuto un decreto di condanna a 600 euro con pena sospesa, ma ha fatto opposizione decidendo di affrontare il processo. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Il Benetton Group ha convocato per domani mattina le organizzazioni sindacali per discutere della situazione dopo la decisione di applicare a un'ottantina di lavoratori i contratti di solidarietà al 90%. I dipendenti questa mattina, dopo essersi riuniti in assemblea, avevano deciso di dar vita a un sit-in davanti a Fabbrica, centro di ricerca sulla comunicazione della famiglia Benetton, in occasione della presentazione di una produzione cinematografica sui 30 anni dei successi in Formula 1 di automobili con logo Benetton. Dopo l'annuncio del presidio, l'azienda ha convocato i sindacati. All'incontro dovrebbe essere presente domani l'amministratore Claudio Sforza. Il presidio dei lavoratori è stato per questo motivo revocato. Le elezioni regionali adesso, altra giornata di confronti e dichiarazioni di candidati e candidati consiglieri. Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra, ha presentato quello che dovrebbe essere in caso di vittoria il suo assessore alla sanità. L'assessore alla sanità sarà il dottor Gabriele Mimmo Risica, una persona con cui condividiamo gli ideali, le proposte concrete, l'idea di una sanità pubblica per il Veneto, l'idea di una sanità che riesce a ridare un valore importante alla medicina di prossimità. Gioca d'anticipo il candidato alla Regione Veneto per il centro-sinistra, Giovanni Manildo, e presenta quello che sarà l'assessore alla sanità in caso di vittoria. Si tratta del dottor Gabriele, detto Mimmo, Risica. Il dottor Risica è stato cardiologo e primario all'ospedale di Venezia, volontario di Emergency e medico soccorritore a bordo della nave dell'ONG Mediterranea Saving Humans, da cui è sceso 3 giorni fa. C'è questa privatizzazione strisciante che sta provocando dei danni enormi, sia per esempio una delle cose terribili è la demotivazione del personale, l'accentramento che c'è stato delle capacità decisionali ha fatto sì che il personale, in particolare il personale medico ma anche il personale infermieristico, è totalmente disaffezionato dal servizio che sta facendo, dal lavoro che sta facendo. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente recuperare per cercare di migliorare il servizio sanitario. Manildo e l'assessore in pectore Risica si rifanno all'articolo 32 della Costituzione e dichiarano di essere orgogliosamente gli eredi di Tina Anselmi, fondatrice del sistema sanitario nazionale. Nel corso dell'ultima legislatura regionale abbiamo assorto a sostanzialmente una privatizzazione di fatto, liste d'attesa che si decurtavano solo per rinuncia alla cura o per ricorso al privato, e è fondamentale segnare un punto, dire che noi siamo per un'inversione di tendenza e che crediamo che il diritto alla salute sia e debba essere universale, sia la forma più alta di giustizia sociale. Noi su questo fondamento vogliamo costruire un'idea di una società del Veneto più giusta. Intanto a Napoli, al 4° congresso nazionale dei giovani democratici, la componente giovanile del PD è stata eletta segretaria alla padovana Virginia Libero. Alla presenza di Elly Schlein, la 28enne veneta ha ricordato come tocchi ai giovani democratici ricostruire la fiducia dell'elettorato. E continuiamo a parlare di sanità perché importanti novità sono state annunciate riguardante l'ospedale di Vittorio Veneto. Gli specializzandi dell'Università di Padova verranno qui a imparare e a crescere professionalmente. Cambia perché, come dire, è un riconoscimento sostanziale di tutto il lavoro fatto dai tempi del professor Serafini, passando per il dottor Rizzotto e il dottor Bertolin, e per una grande equipe che credo sia tra le migliori d'Italia. Altro che chiudere l'ospedale di Costa di Vittorio Veneto. Nel giorno dell'intitolazione del reparto di otorino-laringoiatria al precursore, il professor Italo Serafini, viene annunciato il
ritorno dell'Università di Padova per rendere questa struttura ancor più un centro d'eccellenza nella cura dei tumori tra la testa e il collo. Una realtà nata dall'intuizione di un giovane primario che nel giugno del 75 si trasferì qui e dell'Università di Padova. Sono oltre 30.000 gli interventi che Serafini ha effettuato nel corso della sua carriera, conclusa nel 1999, nel corso della quale ha anche ideato una pratica che evita ai pazienti delle gravi mutilazioni. Oggi, a 50 anni dall'avvio, questo reparto esegue oltre 300 interventi di oncologia, mentre solo nello scorso anno sono state 338 le asportazioni di adenoidi e tonsille a pazienti sotto i 12 anni. Oggi il gruppo, che è un gruppo forte, solido, fa una serie di interventi da microchirurgia invasiva al laser, alla chirurgia ovviamente open esterna, 1692 ricoveri ordinari, di cui 764 sono extraregione, quindi capite l'amore. Più di metà quindi del resto d'Italia, segno di un riferimento medico non solo per l'ULSS o il Veneto, ma per la sanità nazionale. Ma i potenziamenti all'ospedale di Vittorio Veneto non finiscono qui. Intanto sicuramente la semi-intensiva che arriverà, l'ampliamento, come d'accordo col sindaco, del pronto soccorso, col dottor Michelangelo Salemi, del pronto soccorso di Vittorio Veneto, che i lavori adesso partiranno, e dopo l'ospedale di comunità. Ma dopo, perché no, se riusciamo a trovare ortopedici, anche il ripristino dell'ortopedia. Soddisfazione dal sindaco per un polo sanitario che aveva rischiato forti ridimensionamenti. Questi sono i primi obiettivi che abbiamo raggiunto come 11 sindaci che ci siamo trovati in più occasioni, i sindaci di tutto il Vittoriese. Aspiriamo anche alla terapia intensiva e chiediamo alla Regione Veneto di stanziare i fondi. Oltre 5 milioni di euro in carico alla prossima giunta regionale, ma non solo. Intensiva appena partiranno i lavori e poi va bene, e poi saranno ovviamente terminati, chiaramente dopo. Chi le terminerà? Non lo so, sicuramente chi verrà dopo di me. E da Vittorio Veneto ci spostiamo nel Bellunese. Partiamo dalla cronaca. Dopo l'omicidio di Antonio Costa, un altro fatto di sangue ha avuto come teatro Fener. Furibonda lite a Fener, in comune di Setteville, con un ferito e l'arresto di un uomo di 47 anni di origine straniera residente nella zona. A bloccarlo i militari della locale stazione dei Carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La lite, nata da una discussione, era improvvisamente degenerata, tanto che uno dei due avrebbe impugnato un paio di forbici colpendo l'altro alla schiena. Grazie alla tempestività dell'intervento i militari sono riusciti a raggiungere rapidamente il luogo, bloccando l'aggressore che ha opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi all'arresto. L'uomo è stato associato al carcere di Baldenicca. La vittima, dopo le cure del caso presso l'ospedale di Feltre, guarirà nel giro di qualche settimana. Il procedimento penale non è concluso e le responsabilità dovranno essere accertate. Le Olimpiadi invernali sono ormai alle porte. La CGIL non è contraria alle Olimpiadi in quanto tali, ma esprime perplessità su come sono state sviluppate nel territorio. Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti. Così si era espresso pochi giorni fa a Longarone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e del loro dopo. Punto di vista affatto condiviso dalla CGIL di Belluno. Qui si sta davvero esagerando. Il CIO aveva parlato di Olimpiadi sostenibili dal punto di vista economico-ambientale che avrebbero lasciato una legacy sul territorio. Non ci sarà nessuna di queste tre impostazioni. Hanno devastato il paesaggio con la costruzione nuova della pista da bob, battendo centinaia di larici. I costi si sono innalzati a dismisura. Non hanno voluto ristrutturare l'ex villaggio dell'Eni, quindi ci saranno delle casette usa e getta costruite sul greto di un fiume e la legacy, l'eredità, rimarrà probabilmente al mare. Pare che andranno al mare queste casette, ma non rimangono su Belluno. Altro punto di divergenza la Apollonios Crepes, di cui aveva invece parlato il commissario di governo. Il progetto Apollonios Crepes è stato impugnato a cittadini che legittimamente hanno ricorso al tribunale
Il giudice è stato bravissimo ad entrare nel merito, entrando nel merito ha valutato che il nostro lavoro può andare avanti, è fatto correttamente, rispettando le procedure, rispettando i tempi e rispettando poi anche la sicurezza che era stata in qualche modo denunciata. E anche in questo caso le opinioni divergono e non poco. E l'ultima questione è quella della cabinovia di Socorepes. Punto primo, si sa che tutti gli impianti sotto i 2000 metri nel prossimo futuro non potranno essere performanti e quindi sarà un ulteriore debito, oltre a quello già della pista bob, che poi il comune, la regione o qualcuno dovrà pagare, togliendo naturalmente soldi ai cittadini. E in più c'è questa cosa di nuovo, perché insomma l'abbiamo già vissuta nel passato, di un pericolo di frana che c'è, che esiste, che si è aperta una spaccatura sul terreno e sembra che vada bene tutto. Domani alle 12:30 in Piazza dei Martiri, nell'ambito della tradizionale festa di San Martino, la Fondazione Luca Ometto donerà alcuni defibrillatori alla Questura, dispositivi che saranno installati sulle volanti. Dalle 9:30 in Piazza dei Martiri, nello spazio davanti alla chiesa di San Rocco, sarà posizionato un gazebo con la presenza della Lamborghini della Polizia di Stato messa a disposizione dalla Stradale di Bologna. Nel gazebo il personale medico della Polizia mostrerà a chi ne fosse interessato le possibili manovre di primo soccorso da attuare in caso di emergenza. Per un paio di weekend il Legno diventerà protagonista del centro cittadino di Belluno. Prima del prossimo fine settimana i cittadini sono invitati ad andare a votare per assegnare 2 premi. Belluno Città del Legno, una tradizione promossa dal Consorzio Belluno Centro Storico che riempie la città di artisti, di legno e di opere realizzate sotto gli occhi dei cittadini. Quelle scolpite quest'anno, dopo l'assegnazione dei primi 3 premi, si trovano ora nel cortile interno dei musei civici di Palazzo Fulcis. Domenica abbiamo assegnato il premio Gioia, il premio della Fidapa e il premio dei giornalisti. 3 opere diverse sono state premiate molto volentieri. Adesso aspettiamo il pubblico, voi da casa, che veniate a vedere da domani, da martedì fino a domenica, le statue esposte qui al Museo Fulcis e votate. 2 premi infatti sono ancora da assegnare. Chi vorrà andare a vedere le sculture potrà esprimere il proprio parere su apposite schede e contribuire così all'assegnazione di altri 2 riconoscimenti. Il premio cittadinanza dei cittadini che fanno la loro scelta e dei bambini, quindi 2 premi distinti e che vedremo un po' quali saranno le opere che piaceranno di più e sono proprio belle. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso come sempre le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.